Benvenuti alla nuova puntata di Mestiere Artigiano, il format di Confartigianato Agrigento che vi porta in giro per il territorio alla scoperta di alcune realtà artigianali che operano con successo e che meritano di essere valorizzate. In questa puntata andremo a Porto Empedocle, nel laboratorio di Patrizia Russo, a conoscere le artistiche coffe siciliane di Marinisa Bag. Entreremo quindi nel particolare mondo del fashion e a questo proposito avremo in collegamento da Prato il presidente nazionale della Federazione Moda Italiana di Confartigianato, Moreno Vignolini, che ci parlerà dell'importanza del ritorno alla manualità e dell'opera delle piccole aziende artigianali nelle creazioni del Made in Italy e di molto altro ancora. Adesso però entriamo nell'atelier di Marinisa Bag e facciamoci raccontare direttamente dalla stilista come è nata questa passione. Questa idea di trasformare l'antica coffa siciliana in un richiesto accessorio di moda. La mia passione è nata così in modo molto casuale. Fin da piccolina ho avuto sempre il grande sogno di diventare una stilista. Poi però, vabbè, come a volte capita nella vita si fanno percorsi differenti, però ho cercato sempre di manifestare la mia voglia di creatività. A poco poi ho capito che comunque volevo fare qualcosa, volevo creare qualcosa e un giorno mi successe proprio una cosa strana. Mi imbattai davanti ad una vecchissima coffa che praticamente era appartenuta a mio nonno, perché mio nonno paterno era un contadino. Quindi io, vedendo questa coffa, mi è venuta subito la voglia di dare vita al suo ricordo, però nello stesso tempo volevo dare vita al ricordo di mia nonna. Infatti presi un centro ricamato da lei, perché lei era una bravissima ricamatrice, e cercai di cucirlo in questa coffa. Cercai di allestirla nella maniera più elegante, più preziosa possibile. I miei materiali possono essere da quelli più eleganti, sofisticati, a quelli più semplici, quelli trovati anche in una bancarella di un mercato. Parecchie persone mi contattano dicendomi: ho questa spilla di famiglia, ho questa mantella siciliana, ho questo maglioncino che non metto più. Cortesemente creami qualcosa, voglio dargli nuova vita, e quindi si affidano a me, alle mie mani, e io cerco appunto di lasciarli contenti. Ho partecipato a 2 Fashion Week, una grazie Marco Castelli, che anche lui è empedoclino. Un'altra Fashion Week a cui ho partecipato e a cui devo dire veramente grazie è la Confartigianato di Agrigento, perché grazie a loro, dopo aver fatto richiesta di iscrizione camerale, mi hanno indirizzata a partecipare alla selezione di un evento. Poi ultimamente appunto ho presentato la mia nuova collezione autunnale per quanto riguarda le coffe. La cosa che mi preme tantissimo è quella di far crescere Marinisa Bag, ma far crescere anche il nome del mio paese, perché comunque Marinisa rappresenta tanto il mio paese. Ho voluto denominarlo così, il mio brand, appunto perché volevo dare diciamo merito, valore al mio paese, ma nello stesso tempo a tutte le donne che rappresentano la mia città. La coffa io credo che sia indicata per tutte le donne che vogliono vogliono essere, diciamo, un po' al centro dell'attenzione, perché comunque è una borsa che non passa inosservata, ma può essere, diciamo, rivolta alla bambina di 5 anni fino alla donna di 80 anni. È un accessorio che va tantissimo anche nei matrimoni. Io ho fatto parecchie coffe per le spose,
anche per le damigelle o anche per le testimoni. Mi hanno contattata appunto per realizzare delle coffe che la sposa regalava alle testimoni. Benvenuti in studio Mestiere Artigiano. Come abbiamo visto in questo servizio, l'artigiana Patrizia Russo ha fatto conoscere la sua arte un po' dappertutto grazie a queste splendide coffe. Ma continuiamo a parlare di moda e lo facciamo con un esperto. In collegamento con noi vedo già pronto il presidente della Federazione Moda, Moreno Vignolini. Ben arrivato. Presidente, negli ultimi tempi si sta assistendo ad un ritorno della manualità artigianale nel mondo della moda, un ritorno alle piccole imprese specializzate che rappresentano un patrimonio di saperi e probabilmente sarà proprio questo il futuro del mondo della moda. Lei ne è convinto? Indubbiamente nel nostro settore, nella moda in particolare, la manualità e l'artigianalità sono il vero valore aggiunto che possono arricchire i nostri prodotti. Non dimentichiamoci però che gli artigiani moderni, gli artigiani di oggi sono anche artigiani che oltre al lavoro manuale si sono anche, diciamo, attrezzati attraverso anche l'innovazione, la digitalizzazione con strumenti che fino a un po' di tempo fa, insomma, non si pensava fossero di pertinenza artigiana. Però il vero valore aggiunto sta proprio nella capacità di realizzare con le proprie mani, io direi anche con la propria mente, prodotti che diversamente non sarebbero realizzabili. Presidente, quanto contano le imprese artigianali? Quanto incide l'artigianato nel settore della moda del Made in Italy? Ma allora, il settore della moda Made in Italy è uno dei settori più importanti a livello nazionale, un settore di punta che far conoscere l'Italia nel mondo. All'interno di questo lavorano circa 600.000 persone. È un comparto che va, diciamo, dalla piccola bottega del sarto, da chi ti cuce l'abito su misura, fino magari ad aziende un po' più strutturate che comunque hanno sempre nel Made in Italy questo riconoscimento importante. Io penso che una delle riflessioni che dovremmo fare anche in futuro sia quella sostanzialmente di parlare di Made in Italy non parlando solo nella esaltazione del prodotto, ma anche cercando di esaltare il processo con cui questi prodotti vengano fatti. Allora è qui che veramente il valore aggiunto legato alla manualità, alla capacità appunto di trasformare con le mani quelle che sono le idee innovative, creative dei nostri stilisti, sia veramente, come posso dire, il vero riconoscimento che noi possiamo avere. Non dimentichiamoci però che uno dei problemi più grossi che riscontro andando un po' a giro in Italia, confrontandomi con le altre imprese artigiane, è legato al fatto di trovare manodopera o comunque persone disposte magari anche a imparare un nuovo mestiere. È per questo che per risolvere questa criticità io credo sia opportuno anche a livello, diciamo, nazionale, con un intervento magari anche del Ministero, poter riuscire a riconoscere all'artigiano il suo ruolo formativo, tale che il tempo che viene perso per modo di dire, ma insomma investito nell'insegnare questa manualità sia in qualche modo ripagato in qualche maniera con magari uno sgravio fiscale, uno sgravio su un'eventuale assunzione. Quando parliamo di Italia, ad essa si associano tanti elementi: l'arte, la cultura, la bellezza, la buona cucina, ma soprattutto la moda. Può dirci quanto ha contribuito il mondo dell'artigianato siciliano nel settore della moda per affiancare e avvicinare ancora di più la moda italiana a quella che è la moda internazionale? Ma guardi, sicuramente l'impatto che questa tipologia di imprese hanno avuto è sicuramente considerevole. La moda, diciamo, non ha territorio, nel senso che anche se ci sono dei distretti ben individuabili nella nostra nazione, diciamo più tipicamente riconosciuti per il tessile, per l'abbigliamento, comunque legati alla moda, esistono poi delle eccellenze sparse in tutta Italia che vanno dalla Sicilia veramente a
alle regioni settentrionali. Per cui in questo caso l'apporto è importante, è fondamentale ed è sicuramente apprezzato e apprezzabile in tutte le sue sfaccettature. Noi la ringraziamo Presidente, grazie per queste delucidazioni e io vi do appuntamento alla prossima puntata di Mestiere Artigiano.